Russo Sebastiano calcio contro Gemini è l'ultima gara casalinga della regular season per i biancazzurri già condannati ai playout contro il Sera di Falco, ospiti invece che per chiudere il discorso playoff devono vincere. È la giornata numero 25, campionato di promozione girone C, mister Rapisarda schiera i suoi col 4-3-3. E allora Serafino in porta, linea 4 difensiva con Moschella e Cerra terzini, Salemi e Parisi, coppia centrale mediana a 3 con Tomarchio playmaker, Guerra e Musarra le due mezzali, in avanti Tridente, Orofino, Fisichella e Maraffino. Queste le scelte del tecnico biancazzurro, RSC che parte fortissima nei primi 20 minuti. La prima chiamata al sesto con Musarra che entra in aria, giocatona col tunnel, sterzata sul destro e poi conclusione che si stampa sulla traversa. Attaccano ancora i padroni di casa, prova a costruire il Gemini, doppio break di Moschella che va forte come un treno e allora 2 contro 1 con Fisichella libero, va da solo il terzino biancazzurro che si fa murare dal corner successivo, però schema a 3 della RSC, riceve Tomarchio che va per Marraffino, forte col destro, parata e deviazione sotto misura di un difensore ospite e in vantaggio la RSC con Leo Marraffino che la sblocca e fa 1-0. Vantaggio strameritato dei padroni di casa che hanno dominato fin qui, la firma del 7. Subito dopo ancora Ripostesi però ad attaccare con convinzione. E allora Cerra in avanti per Fisichella che stoppa e va nello spazio per il taglio di Orofino che entra in area ma spara addosso al portiere. Non la chiude la RSC, minuto 22, angolo da destra in favore del Gemini. Traiettoria a rientrare col mancino. Serafino non riesce ad intervenire bene, forse ostacolato da un calciatore ospite ed è 1-1. Pareggio Gemini a metà tempo che cambia le carte in tavola, ma provano la reazione ai padroni di casa con Fisichella che riceve scarico per Tomarchio, servizio per Serra, arma il sinistro del numero 8, conclusione forte ma parata. L'ultima grande chance nel finale di tempo, grave errore in impostazione degli ospiti, Fisichella serve Musarra, servizio per il 10 che si fa ipnotizzare. E 1-1 al riposo, nella ripresa più attivo il Gemini che qui costruisce una bella trama al limite d'area, destro tagliato che colpisce il palo. Arriviamo dunque al quarto d'ora con questa punizione scodellata in mezzo e messa fuori sulla respinta, nuovamente in mezzo, Vaccaro stoppa e calcia dal limite d'area ed è 1-2. Vantaggio ospite con Salvatore Vaccaro, una posizione del 10 che lascia più di qualche ragionevole dubbio. Provano allora la reazione i padroni di casa, nel finale ci prova Marraffino su punizione, destro forte ma respinto, siamo già dall'altra parte con la chance per chiuderla per il Gemini, grande azione e ripartenza, inserimento da dietro e cross in mezzo da 2 passi, sfera incredibilmente alta. C'è tempo allora per l'ultima chance del match con Pennisi che scodella in avanti, deviazione che favorisce Fisichella, destro ampiamente fuori bersaglio. E sarà di fatto questo l'ultimo frame di questa sfida, triplice fischio al Luigi Averna di Torre Archirafi, cade la RSC che tornerà in campo sabato per l'ultima di campionato contro il Sera di Falco.